Buongiorno. Oggi nella rubrica di Veneto Globe Dialogando con ospitiamo una persona da sempre molto impegnata nella difesa dell'ambiente, amante dello sport e molto attiva nel volontariato. Nadia Agnoli. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Nadia è originaria di Valle di Cadore, ma è diventata pozzalina di diritto, non solo perché ci abita, ma per quello che sta facendo nel paese più alto del comune di Pieve. Intanto allora un cordiale benvenuto alla nostra ospite e ai nostri ascoltatori, e attraverso le parole della signora cerchiamo di inquadrare la personalità della nostra ospite. Quando sei arrivata a Pozzale? Quando sono arrivata in origine a In Pozzale? origine a Pozzale. Beh, ci sono arrivata praticamente da ragazzina perché avevo 16 anni, poco più, e forse anche prima in realtà con una mia carissima compagna di scuola che faceva parte dell'associazione sportiva Pozzale e in modo particolare dello sci di fondo e mi ha subito coinvolta un po' nell'attività di paese. Quindi andiamo ben indietro con gli anni 80. Negli anni '80. Da lì hai fatto tutto un percorso sia umano che di lavoro molto importante, che ha avuto vari passaggi. Sì, allora, diciamo che ci sono arrivata da studente, da amica, nel frattempo ho trovato anche il mio fidanzato che poi è diventato mio marito, per cui io a Pozzale sono venuta ad abitarci definitivamente nel 1989. Ma già comunque all'epoca ero appunto nella parte divertente, no, Sì, del sì, paese, certo. sagre, gare, Sì. l'attività sportiva in generale. Hai sempre avuto una passione per l'aria aperta, per le escursioni. Da che cosa ti deriva questo? Ma devo dire che è proprio una mia caratteristica questa. Amo in modo particolare l'aria aperta, amo l'ambiente montagna, l'ambiente in cui vivo, per cui qualunque attività, se devo scegliere, la scelgo appunto all'esterno. Quindi ho iniziato effettivamente con lo sci di fondo, poi mi sono comunque avvicinata alla corsa campestre, qualche esperimento di atletica in prima persona con lo spirito di partecipazione e poi invece dietro le quinte, che mi riesce un po' meglio che non da atleta, dell'Associazione Sportiva Pozzale. Però Nadia ha un pregio, che non si tira mai indietro. Quando lei dice una cosa è perché ci crede e cerca di realizzarla. Cos'è? Fa parte del carattere questo? Eh, a questo punto credo di sì. Allora, di sicuro la difficoltà di dire di no alle cose, soprattutto alle cose che mi piacciono. Per cui sì, mi sono buttata in questa attività a capofitto alla fin fine, no? E ci sono rimasta. Ci sono rimasta. Alla fine non ci sono mai uscita con un coinvolgimento sempre in crescendo, direi. Ma penso che ci sia un altro lato anche, non un lato oscuro, ma un lato di pregio, che lo sport, l'attività non è mai stata vista come una cosa fine a se stessa, ma una cosa integrata nell'ambiente e non solo di Pozzale. Sì, allora è proprio questo lo spirito, no, principale, per cui una cosa poi uno la mantiene per tutta la vita. Allora, innanzitutto siamo comunque appoggiati all'ente di promozione sportiva che è il CSI, il Centro Sportivo Italiano, il Comitato di Belluno, che ha un motto. Il motto è lo sport per tutti, lo sport come stile di vita, lo sport
oltre il podio, che è una frase che butto là, però poi ne parliamo di questa nostra ultima, ma non ultima avventura nella quale ci siamo buttati, ed è appunto lo stile di vita, ma anche un modo di socializzare, socializzare in modo sano e usare al meglio, o meglio, forse usare non è proprio la parola corretta, però quello che il nostro ambiente meraviglioso ci offre. È una cosa straordinaria questa, tra l'altro. Adesso hai degli obblighi anche, come si può dire, amministrativi, organizzativi? Allora, non sono mai obblighi, no? Nel senso che comunque parliamo sempre di volontariato. Però sì, allora, innanzitutto sono diventata presidente dell'Associazione Sportiva Pozzale nel 2013, un po' per caso, un po' perché, come sappiamo, tutte le nostre associazioni non è che abbiano la coda di volontari per ricoprire certi ruoli. Poi ho una bellissima squadra, uno staff che mi aiuta e funziona, per cui insomma è già più facile. E inoltre sono consigliera provinciale al secondo mandato, sempre nel Centro Sportivo Italiano. Con questa nuova rielezione mi è stato dato l'incarico di occuparmi della formazione. Vogliamo anche perché in periodo di Covid si è un po' meno impegnati sul campo, quindi abbiamo avuto anche un po' più tempo per organizzare e pensare a delle cose. Però sì, ecco, questo è l'incarico che io ho in questo momento. È il tuo ruolo, questo, il tuo ruolo ufficiale. Sì. Ecco, e che cosa fai per osservare, per attuare questo ruolo? Allora, diciamo che siamo partiti con l'intenzione di dare anche un segnale di ripresa e ho cercato di coordinare più che di organizzare una serie di incontri, per il momento online, di cui 2 sono già stati fatti nei giovedì del mese scorso, li facciamo ogni 15 giorni. A tema, la prima sera abbiamo avuto una nutrizionista, la volta scorsa abbiamo avuto una psicologa dello sport, e per chi poi potrà essere interessato avremo ancora 2 appuntamenti. Uno sarà l'11 maggio, martedì, sempre con la psicologa dello sport, che approfondirà proprio gli aspetti mentali e la gestione dello stress, o comunque la preparazione anche a livello agonistico, ma non solo. La quarta serata, il quarto appuntamento, sarà il 25 maggio con un preparatore atletico, Modesto Bonan, con il quale speriamo di poter fare la serata in presenza. Per cui Dove li fate adesso questi? Al momento sono online, per cui basta collegarsi al sito del Centro Sportivo Italiano e si trovano tutti i dettagli. Ecco. Ci si trova sulla piattaforma Google Meet e si fa una piacevole chiacchierata. Sì. E chi partecipa a questi incontri? Allora, gli incontri sono rivolti agli appassionati di sport a 360 gradi. In realtà abbiamo presidenti di società, tecnici, allenatori, sportivi, genitori o semplicemente appassionati che magari non lo praticano, però lo seguono. Ci sono anche i giudici di gara, gli arbitri, veramente a 360 gradi. Quindi direi che è aperto anche a chi lo sport lo guarda alla TV dal divano. Sarebbe come dire un'educazione allo sport. Un'educazione allo sport e a un modo di vivere anche, educato. Certo. E i giovani seguono questo tipo di identità nuova che dovrebbero avere loro più che noi ormai. Allora, noi con i giovani siamo veramente sostenitori e promotori dell'attività giovanile, riusciamo a lavorare benissimo in presenza.
Diciamo che queste serate online in realtà le abbiamo dedicate prevalentemente agli adulti, anche perché siamo consapevoli che la maggior parte dei nostri ragazzi in questo lungo momento stanno passando talmente tante ore davanti allo schermo per motivi scolastici, no? Logicamente, che non possiamo pensare di farli partecipare anche a queste riunioni, ma l'informazione gli arriverà comunque tramite i loro allenatori, che sono molto interessati e partecipano, e si capisce veramente con il cuore per cercare di fare la cosa migliore per i nostri ragazzi. Quindi comunque indirettamente arriverà a loro tutto quello che stiamo imparando. Posso dire, fare un'osservazione, una cosa che mi è sempre piaciuto dello sport. Lo sport bello, quello con poche parolacce, quello non violento, ma lo sport buono. È così? Sì, è così. Diciamo che lo sport, quello di cui parliamo noi, effettivamente è la promozione sportiva, è lo sport gioco, è lo sport movimento, è la convinzione che il campione non esce da giovane, i campioni escono dopo. Noi adesso ai nostri ragazzini che cominciamo a prendere dai 6 anni, quando cominciano ad avere comunque una certa praticità motoria, diciamo, Sì, sì. e li facciamo giocare e li portiamo a provare comunque tutte le attività, ma soprattutto appunto a rispettare le regole, a rispettare il compagno, ad imparare a perdere, perché imparando a perdere si impara molto di più che non essere vincenti. E in questo sport, quanto pesa lo sport dello sci? Allora, diciamo, noi come associazione arriviamo alla base dello sci, quindi abbiamo tutta una serie di corsi, abbiamo fra i nostri istruttori anche dei maestri di sci, ma anche lì nello stesso modo arriviamo fino all'età in cui non sono obbligati a scegliere, possono fare più sport. Quindi anche lo sci sia nordico La che lo discesa. sci alpino, la discesa Cioè, appunto, praticamente fino a che è un gioco, non è è un obbligo. ancora gioco, c'è ancora comunque l'emozione, no, della gara, della sfida, ma rimane gioco, proprio perché possano scegliere un po' più avanti se intraprendere eventualmente l'agonismo o continuare a tenerlo come un'attività multisportiva, fra l'altro. Io ho avuto tanta esperienza nella scuola, ho vissuto nella scuola come genitore e come anche non dirigente scolastico, ma come dirigente dei genitori del distretto Sì. scolastico tanti anni, oltre 30 anni. Una cosa non sono riuscito ad ottenere, che i nostri sport, in palestra entrassero tutte le discipline dello sport di montagna. Io ho sempre visto fare la gradinata, come si chiama, la scaletta svedese, gli esercizi che i ragazzi quasi odiano, ma quello che loro piacerebbe, come una bella palestra di roccia, anche artificiale in palestra, non ho mai vista. Perché questo? Allora, il perché non lo so, lo posso solo presumere. Immagino che sia un po' complicato per la scuola gestire più attività, però credo che rispetto ai tuoi o comunque anche ai miei figli siano stati fatti dei passi avanti, perché la scuola si sta cominciando ad appoggiare comunque alle associazioni per dare almeno un assaggio di attività. Io vedo che comunque anche il patinaggio, ad esempio, di velocità o comunque l'hockey, in collaborazione con la scuola, riesce a portare fuori dal solito ambiente e far fare almeno un assaggio. Dopo sappiamo che la maggior parte delle attività sono lasciate al di fuori e in carico alle associazioni, che fra l'altro comunque un minimo di spesa la devono far fare ai genitori, no? Che è la quota associativa, che è il minimo di gestione del corso. Purtroppo sì, possiamo dire che in Italia lo sport non è comunque
sufficientemente valorizzato in pratica nella scuola, perché in teoria sì. Poi nella pratica, soprattutto man mano che i ragazzi crescono, chi fa sport a volte viene anche un po' penalizzato, soprattutto chi comincia a raggiungere qualche risultato e deve cominciare a portare via ore scolastiche, fa fatica a essere capito e lasciato nel giro scolastico in maniera un po' serena. Questo purtroppo C'è ancora, pesa ancora. pesa. Pesa Sì. ancora molto. Sì. Io sono reduce dei giochi di gioventù, diciamo. Io avevo i miei figli, facevano i giochi della gioventù ed era una cosa straordinariamente bella, anche perché i giochi della gioventù non erano per plesso o per istituto, ma erano per zona, perciò si facevano questi grandi raduni con tutti gli atleti della zona del territorio. È vero, Poi, credo di essere sì, stata anche una degli ultimi che ha fatto queste sì, cose. queste Sì, cose. abbiamo perso effettivamente una cosa molto importante, perché a volte da uno studente che fa un po' fatica si può tirar fuori il meglio facendogli praticare sport e anche aumentare l'autostima o comunque trovare la parte buona, no? Che a volte non è sempre solo mentale, ma fisica e che aiuta poi comunque anche la mente e lo valorizza. E noi questo l'abbiamo perso, è vero. E la cosa che mi rattrista molto invece è il fatto che se si deve dare una punizione, ho questo ricordo anch'io un po' della scuola, la prima materia che viene tolta è la ginnastica. Sì, 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 E certamente. invece la famosa frase storica, no? Mente sana in un corpo sano, la dice lunga su Ma, quanto abbiamo dimenticato. sì, certo, certamente, certamente. Ecco, però Nadia non è solamente una sportiva, è anche un'attrice, perché Nadia ha girato un bellissimo, non film, ma un bellissimo video, in fondo è un film di Un 16 minuti. cortometraggio. No, no, beh, ma che sui Ladini ha fatto la protagonista presentando il suo abito da sposa in questo film che è diventato anche noto anche un po' in pianura, perché ogni tanto mi chiedono anche dove c'è l'origine della mia famiglia, vicino a Treviso, da parte di mio padre, mi chiedono come ho fatto a reclutare quella bellissima persona con quel bellissimo abito. Ecco. No, ecco, io voglio chiedere a Nadia, così tanto per chiudere, perché dobbiamo andare anche in conclusione, come fa a conciliare tutte queste cose con il suo lavoro? Allora, intanto ribadisco quella cosa terribile che è di non riuscire mai a dire di no, quasi mai. Come faccio a conciliare? Io continuo a pensare che la vita è talmente breve per riuscire a fare tutto quello che io vorrei fare, per cui non perdo occasione per vivere. E anche quella è stata una bellissima esperienza che mi ha permesso di raccontare anche una piccola parte della mia vita, perché quel vestito effettivamente era l'abito con cui io mi sono sposata. E era anche un raccontare il mio senso di appartenenza a questo territorio, no? Quindi un territorio comunque montano, maladino, un territorio sportivo, ma un territorio dove si possono fare tante cose e basta avere un po' di voglia. E si concilia anche il lavoro. Certamente. C'è qualcosa che vuoi dire per concludere, un invito, non so, ai giovani, alle famiglie, in merito allo sport? Beh, qua ci vorrebbe la bella frase finale, no? Sì, Invece non c'è niente di finale. Direi abbiate il coraggio di provare, perché qualche volta non osiamo, perché abbiamo paura di confrontarci. E lo sport è veramente un bellissimo campo gara, perché non è un campo gara, ma è il primo posto dove si può, giocando, vincere e perdere
e imparare tantissimo. Quindi osate, buttatevi, provate. Solo salute. Noi ringraziamo Nadia per quello che fa, logicamente, ma anche per aver espresso così bene che cos'è lo sport divertimento e non lo sport finanziario, diciamo, no? Come dicono adesso per il calcio e tutte queste cose. È vero. In realtà allora aggiungo un'ultima cosa, perché qualche volta insomma, questi ringraziamenti non sono poi così dovuti, perché devo dire che molto spesso è di più quello che io ricevo rispetto a quello che io do. Per cui sulla bilancia ci possiamo mettere quello che mi torna indietro nel fare le cose che mi piacciono, che poi portano dei vantaggi anche magari all'attività, così, però c'è il mio ritorno di soddisfazione e di gioia in questo. In tutto questo sono anche istruttrice di Nordic Walking, anche questo un po' per caso, ma per una grande passione. E sempre pensando alla ripartenza post-Covid, con tutte le precauzioni del caso ovviamente, nel mese di maggio, in collaborazione con On The Point, posso dirlo? Sì? Perché no? Va bene. Organizziamo 4 uscite di Nordic Walking come corso base e speriamo di avere un po' di partecipazione e riportare la gente fuori di casa all'aria aperta. Noi ringraziamo nuovamente Nadia, ringraziamo gli ascoltatori che ci stanno seguendo e che ci seguiranno, perché questa nostra registrazione è a disposizione di tutti quelli che la vogliono ascoltare anche nei mesi futuri. Grazie a tutti e arrivederci a Nadia. Grazie a voi e grazie per l'invito e l'opportunità. Buona giornata a tutti. Buona giornata a voi.